Buon pomeriggio e ben trovati, Sicilia 24 Focus. Oggi torniamo a occuparci del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina. A che punto siamo? Di certo il 31 luglio, la data di scadenza della proroga, l'ultima assolutamente e innegabilmente l'ultima proroga concessa dal Ministero per l'attività del centro all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Dicevamo il 31 luglio è vicinissimo, meno di 2 mesi e mezzo, ma non sappiamo ancora cosa ne sarà del centro di cardiochirurgia pediatrica. Quali le responsabilità? Chi deve dare delle risposte? Chiariremo tutto in questa puntata del nostro Focus con gli ospiti che ho in collegamento e che saluto subito. Allora, li vediamo in collegamento, andiamo con l'onorevole Francesco Ciancitto della Commissione Sanità alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia. Buon pomeriggio, onorevole. Buon pomeriggio a voi e ai telespettatori. E poi andiamo a Messina, dove c'è Antonino Alibrandi, che è segretario della CISL Messina, peraltro CISL di Messina, autrice proprio quest'oggi di un comunicato stampa molto vibrante che riguarda proprio il centro di cardiochirurgia pediatrica. Gli ospiti che ho in collegamento conoscono perfettamente a che punto stiamo, ma questo servizio è a beneficio di tutti voi telespettatori, perché dobbiamo capire che cosa e da chi stiamo aspettando qualcosa. Il servizio è di Francesco Triolo. Il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina si deciderà nelle prossime settimane, perché dopo 2 proroghe si avvicina al bivio in cui si devono prendere decisioni, assumersi responsabilità. Il 31 luglio scadrà la proroga dell'accordo di collaborazione tra l'ASP di Messina e l'IRCS Bambino Gesù per il mantenimento delle attività della cardiochirurgia pediatrica al San Vincenzo di Taormina e non sono consentite ulteriori deroghe, quindi occorre una decisione definitiva. Una nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia nei mesi scorsi aveva evidenziato come la prevista centralizzazione a Palermo della cardiochirurgia pediatrica potrebbe generare alcune potenziali criticità in termini di accessibilità degli utenti dalla Sicilia orientale, che al momento rappresentano circa il 52% della casistica gestita sull'isola, per i quali i tempi di percorrenza rischierebbero di aumentare di circa il 137%. La nota stabilisce che per garantire la continuità assistenziale delle attività svolte attualmente presso il centro di Taormina e assicurare una soluzione per la definitiva transizione verso un modello organizzativo stabile, efficace e sicuro di gestione dei pazienti pediatrici in ambito cardiochirurgico, si ritiene opportuno che la Regione preveda di potenziare uno dei 2 reparti di cardiochirurgia della costa orientale, l'ospedale Papardo di Messina o il Policlinico San Marco di Catania, che hanno le competenze per gestire anche la casistica pediatrica. Parole che superano anche il decantato decreto Balduzzi sui bacini d'utenza e che lanciano la palla sul campo della Regione Sicilia per garantire la continuità assistenziale, regione che al momento sta in silenzio dopo che lo scorso mese ha accolto un finanziamento di 170 milioni di euro da parte del governo nazionale per la costruzione del polo pediatrico di Palermo, in cui è previsto pure il reparto di cardiochirurgia pediatrica, che ha fatto aumentare le preoccupazioni di operatori e famiglie, quelle che il disegno sia già scritto da tempo. Fin qui quello che ha raccontato il collega Francesco Triolo. Onorevole Ciancitto, tutto giusto? Sì, mi sembra che il suo collega abbia fatto un quadro perfetto della situazione. A luglio del 2024 il Ministero ha concesso la proroga per un ulteriore anno fino al 31 luglio del 2025. Attendiamo una soluzione da parte della Regione, che può essere o quella, una delle 2 previste nel decreto di proroga, o una soluzione alternativa che venga proposta dalla Regione. Credo che ad oggi l'assessorato regionale alla salute non abbia formalmente, in maniera formale, avanzato qualsiasi altra proposta di soluzione della problematica, che può anche essere, può essere messa in essere, può essere realizzata, ma ad oggi credo che non ci sia formalmente nessuna proposta concreta o per lasciare il centro a Taormina o per individuare una delle 2 soluzioni previste nel decreto di proroga, che sono quella dell'azienda Policlinico di Catania universitaria Gaspare Rodolico, oppure quella del Papardo di Messina. Diciamo che oggi è questa la situazione. Diciamo che ha citato e abbiamo citato un documento chiaro, preciso,
che ha spazzato il campo da qualsiasi equivoco su questo discorso del decreto Balduzzi, che devo dire ancora purtroppo ogni tanto sento ripetere, e invece è stato ampiamente superato da questo documento del Ministero, ma la data, l'ha detto lei onorevole, era 25 luglio 2024, oggi è il 16 maggio del 2025 e l'idea che non ci sia nessun tipo di interlocuzione in atto ci preoccupa non poco e preoccupa non poco le famiglie. Io ho chiamato ieri, questo ci tengo a dirlo, ho cercato insistentemente un contatto con la Regione, perché il dato di fatto è che la Regione in questo momento deve dare una indicazione, che sia Catania, che sia Messina, che resti a Taormina, ma comunque, lo recita questo documento, si deve trattare di un centro che abbia competenze per gestire la casistica pediatrica. Allora, dalla Regione non ho ricevuto la disponibilità dell'assessore Faraoni, non ho ricevuto altra disponibilità, se non un messaggio che mi è stato inviato dal direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla salute, il dottore Salvatore Iacolino, che alla mia richiesta di intervenire in trasmissione, ma anche di risposte da parte della Regione, scrive: il dossier è nelle mani del Presidente della Regione, che ha l'obiettivo, avendo incontrato il Ministro Schillaci, di mantenere la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Seguiamo la procedura con attenzione, insieme al Presidente Schifani e all'assessore Faraoni, con un costante dialogo con i vertici ministeriali per garantire il presidio specialistico. Allora, onorevole Ciancitto, a suo giudizio, a sua conoscenza, visto che lei è stato un perfetto intermediario col Ministro, c'è un dialogo al momento? Io incontro il Ministro martedì a Roma per affrontare questa tematica e per cercare di trovare un percorso e una soluzione. In quella sede chiederò al Ministro se ci sono state interlocuzioni con la Regione Siciliana e quale siano stati progetti siano stati avanzati dalla Regione stessa. Quindi, diciamo, lei ha bisogno di chiederlo martedì, al momento non le risulta? Allora, a me non risulta, che io sappia, per mia conoscenza non c'è stato nessun incontro, non lo so se c'è stato, però possibilmente hanno mandato via una proposta, quindi non so, io martedì incontrerò il Ministro, in quell'occasione faremo, diciamo, il punto della situazione sul CCPM e mi informerò anche se ha avuto incontri con il Ministro Schifani e se hanno discusso sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Allora, come si inserisce il dibattito anche sindacale, in questo caso della CISL di Messina, che oggi, come spiegavo ai nostri telespettatori, ha diffuso un comunicato molto vibrante: chiarezza e decisione, si legge, non è più tempo di tentennamenti o di giocare a nascondino. Vogliamo conoscere che intenzioni ha la Regione siciliana. Ali Brandi. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie. Il servizio è stato molto chiaro e il comunicato nostro di oggi è in linea con quello che è la nostra idea da quando si è aperta questa questione della cardiochirurgia pediatrica, diciamo, all'ospedale San Vincenzo, che per noi rappresenta un'eccellenza, ovviamente discussa da tutti i livelli politici, e ovviamente noi, dopo la nota del Ministero della Salute e dell'Economia, ci aspettavamo che la Regione siciliana desse un riscontro positivo, noi ci auguriamo positivo, su quello che era il permanere della struttura all'interno dell'ospedale San Vincenzo, anche perché quella nota, come è stato ben detto sia dall'onorevole che dal servizio, diciamo, metteva il fine a quella, diciamo, polemica legata alla discussione della legge Balduzzi, quindi chiariva quell'aspetto. Ora il problema sta che noi siamo a quasi meno di 2 mesi diciamo, dal termine di questa proroga e c'è un silenzio assordante, e mi fermo a definirlo così, che veramente fa paura sotto tutti gli aspetti e che mette in forte preoccupazione i pazienti, i genitori dei pazienti. Noi abbiamo incontrato nei giorni scorsi una delegazione del comitato che lei citava, erano fortemente preoccupati perché non sanno i propri figli, i suoi figli, dove dovranno andare o se potranno continuare a essere curati in questo centro di eccellenza
che tanto decantiamo tutti ma che non trova una vera soluzione e una definizione. A noi interessa che rimanga ovviamente la struttura per com'è e dov'è, anche perché io la voglio dire in maniera molto chiara: in questi giorni abbiamo fatto dei passaggi, noi abbiamo chiesto formalmente un'audizione alla sesta commissione sanità che deve sostenere e deve anche chiarire in maniera con una decisione, cioè la politica è un soggetto che deve ascoltare la comunità, deve valutare le azioni da porre in essere, poi deve decidere. Non si può non decidere su un tema così delicato che mette dal nostro punto di vista anche a rischio la struttura intera del San Vincenzo, che è una struttura fondamentale per il territorio, perché se va via quella struttura dall'ospedale noi riteniamo che ci possano essere anche dei rischi in questo senso. Dall'altro lato, ovviamente noi abbiamo la necessità di capire se si riesce a rimanere in quella struttura, perché anche queste voci di queste ore di possibili spostamenti, come scritto in quella nota del Ministero, noi dobbiamo anche però focalizzare che spostare una struttura di quella portata non è spostare un negozio di abbigliamento, cioè mettere vestiti in degli scatoli e spostare in un'altra struttura sanitaria una struttura complessa come quella. Quindi ha bisogno anche un tempo che riteniamo non sia funzionale a quello che è il tempo che rimane della proroga. Quindi una chiarezza sotto questi aspetti. Noi ovviamente siamo fiduciosi che le parole che anche il presidente Schifani ha rilasciato ai familiari quando li ha incontrati, ricordiamoci che nell'ultimo presidio qualche mese fa Schifani non incontrò il comitato dei familiari, anche questo è una cosa che ci fa preoccupare, ma in altre occasioni furono incontrati e aveva detto che avrebbe garantito la permanenza della struttura. Noi oltre alle parole non abbiamo fatti, a noi interessano i fatti, le parole ci interessano poco. Librandi, lei ha toccato una tematica che approfondirò anche nella seconda parte del nostro focus, abbiamo ancora alcuni minuti, che è giustamente la problematica dello spostamento, che non è esattamente come premere un bottone. Io vi darò poi dei numeri esatti di quello che vorrebbe dire spostare un reparto da un luogo a un altro e a che condizioni. Però io vorrei tornare da Ciancitto per capire, così come, onorevole, abbiamo sempre fatto queste trasmissioni dicendo che un caso come quello del CCPM non può avere una bandiera politica, perché non è giusto che sia così, quindi deve essere trattato a prescindere, no, da quelle che sono le valenze politiche. Questo è un tema troppo importante per mettere una bandiera. Alla stessa maniera però mi permetto di dire che ciò che conta è che il reparto viva. Il discorso di mantenere necessariamente il reparto a Taormina, mi riferisco chiaramente ad Alibrandi, perché eventualmente l'ospedale potrebbe giovarne, sì, è sicuramente un fatto, ma non può essere la motivazione, giusto, onorevole? È importante che sopravviva. Allora, la volontà del governo Meloni, del ministro Schillaci e tutto è quello di fare sopravvivere il reparto, o a Messina, o a Catania, o a Taormina, ma vogliamo che la Regione avanzi una proposta seria e concreta. Ora, il Ministero ha trovato un percorso, ha trovato una soluzione, che è quella che ha messo che ha messo per iscritto. Se la Regione ha un'altra alternativa, secondo me, o un'altra proposta che può essere anche quella di restare a Taormina, io non so se tecnicamente questa proposta di restare a Taormina è fattibile. Per me, politicamente, il reparto può restare e deve anche a Taormina. Il punto è che non so se tecnicamente può restare a Taormina, non ho le competenze tecniche per confermarlo, ci sono le direzioni del Ministero del Tesoro e del Ministero della Salute che verificheranno questo. Quello che mi preoccupa è che ad oggi non vedo formalmente, cioè proprio in maniera formale, una proposta per iscritto, e questo mi preoccupa, ma posso garantire che la volontà del governo Meloni, del ministro Schillaci, è quella di far sì che il reparto CCPM resti aperto, ma non perché lo dico io, perché già c'è scritto nella nota di proroga del 25 luglio 2024, quindi non è che io non sto promettendo qualcosa, io non sto promettendo niente, questo che sia chiaro, sto solamente riportando quello che c'è scritto.
Ora aspettiamo che l'assessore Faraoni faccia una proposta concreta al Ministero, o che si faccia riferimento alle due proposte inserite nella deroga, o che ne faccia un'altra, ma ad oggi formalmente non vi è nessuna proposta. Anche perché, onorevole Ciancitto, ci spieghi una cosa: questa comunicazione da parte della Regione al Ministero deve essere successiva a, come dire, delle interlocuzioni della Regione con le ASP di competenza, cioè prima di formulare una ipotesi di eventuale ricollocazione, questa deve essere preceduta da delle verifiche, no? Non è una cosa, facciamoci una discussione. Penso che fare le verifiche non sia una cosa complicata, non penso. Ecco, non mi chiedevo se sono già con i direttori attivate. generali e sanitari e capire se ci sono le condizioni per continuare. Il punto è che in questo momento, secondo me, manca la proposta formale da parte della Regione Siciliana. Questa è la situazione al momento, che è reale, no? Quindi non è che io sto dicendo qualcosa che non c'è, non c'è una proposta reale che faccia riferimento né al decreto di deroga né ad altre proposte alternative. Questo è lo stato della situazione ad oggi. Sono fiducioso che il presidente Schifani e l'assessore Faraoni settimana prossima o al più presto avanzeranno una proposta per intavolare una trattativa a livello ministeriale. Allora, la ringrazio, ci fermiamo solo un minuto, vi chiedo solo un minuto di pazienza e rientriamo per gli ultimi minuti della trasmissione. Grazie, un attimo e torniamo. Siamo tornati a Sicilia 24 Focus, ci occupiamo delle sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina. Allora, nella prima parte il dottore Alibrandi, segretario della CISL di Messina, aveva toccato una nota, onorevole Ciancitto, molto giusta, molto intelligente. Quanto ci può volere per spostare eventualmente un reparto? Ebbene, io mi sono informata, l'ho fatto con i medici del CCPM, e allora cosa emerge? Emerge che qualora la struttura venisse spostata in un reparto nel quale partire da zero per sale di emodinamica, per sale di cardiochirurgia pediatrica e non, perché lì probabilmente andrebbe anche il progetto a inserirsi in un progetto complessivo di cardiochirurgia, ci vorrebbero 1-2 anni per la ricreazione delle condizioni per poter proseguire il lavoro del CCPM. Questo laddove non si tratti di un ospedale già con una cardiochirurgia in sé. Il caso più eclatante, quello più vicino alle condizioni di un centro di cardiochirurgia pediatrica che deve prendere vita in un nuovo posto, sarebbe il Policlinico di Catania, laddove esistono già delle sale di emodinamica, eventualmente da controllare, perché servono delle sale particolari, ed esistono già delle sale di cardiochirurgia, quindi sarebbe il luogo meno complicato da allestire, ma ci vorrebbero sempre molti mesi, certamente molti di più dei 2 e mezzo che ci separano dal 31 di luglio. E poi questo è un reparto costantemente pieno. Noi abbiamo fatto una verifica, quotidianamente arrivano al CCPM 2 emergenze da tutta la Sicilia. Per emergenze si tratta di bambini che rischiano di morire. Ecco, questa è la situazione. Il tempo è diventato veramente pochissimo. Volevo soltanto una considerazione dai miei 2 graditissimi e preziosissimi ospiti su questo tema. Vado da Alibrandi e poi a chiudere con l'onorevole Ciancitto. Guardi, sarò rapidissimo. Allora, intanto ha fatto un quadro completo. Io credo che, ovviamente non ne voglio fare una questione territoriale, a noi interessa salvare la struttura e il reparto. Quindi, perché questo serve, come ha detto lei, per curare pazienti che vanno curati, alla quale si dà la vita, non si cura un qualcosa che si può anche rapidamente fare in un altro luogo. Io non credo, intanto a Messina, ovviamente anche sul territorio messinese ci sono delle strutture che sono già attrezzate per accogliere
questa struttura qualora servisse. Il vero problema è che noi vediamo un'assenza di pianificazione e programmazione davanti a questo enorme problema che già da anni si porta avanti. Il problema del CCPM di Taormina non è un problema che nasce oggi. Oggi noi dovevamo avere la soluzione, vogliamo la soluzione che sia funzionale alla continuità assistenziale per i bambini e per quelli che sono gli utenti del reparto, perché viceversa noi non ci fermeremo, a noi non basta dirci che si può spostare i reparti degli ospedali. Poi io la dico così e finisco. Sulla questione burocratica, noi abbiamo, io mi augurerei che si potesse fare tutto in 2 anni, ma noi abbiamo casi pratici di reparti che servivano nel periodo della pandemia e che sono stati inaugurati 3 anni dopo la fine della pandemia, o pronto soccorsi con 4 anni di ritardo di apertura. Quindi sono dei tempi che cozzano col vero fabbisogno di questi bambini, di questi genitori, di questi utenti che fanno riferimento a questo grande centro di eccellenza che tutti vantiamo ma che nessuno riesce a proteggere. Perché... Grazie Alibrandi, grazie. Dobbiamo quasi chiudere. Io voglio andare dall'onorevole Ciancitto, e per il quale devo dire ho il dovere di spendere delle parole che non suonino mai di piaggeria, non mi appartiene, però so quanto il suo intervento al Ministero è stato prezioso per avvicinare le parti, onorevole. Una considerazione sua conclusiva proprio su questa tematica dei tempi. Allora, io sono fiducioso che il Ministero farà di tutto per non interrompere la continuità assistenziale. Quindi su questo ne sono certo e sicuro, conosco la sensibilità del Ministro Schillaci, dei direttori, del governo Meloni e tutti. Quindi su questo faremo di tutto per non interrompere la continuità assistenziale per patologie complicate che sono rivolte a bambini. Certo, quello che noi ci aspettiamo è che la Regione al più presto formalizzi una proposta concreta. Questo è indispensabile per fare un ragionamento ulteriore. Ecco, la proposta concreta, e chiudiamo, onorevole, potrebbe in qualche modo essere passibile di problemi, cioè arrivare a una proposta concreta, no? Con una soluzione in mano, è un passaggio tra virgolette formale o è un passaggio complicato? Cerchiamo insomma di arrivare. Allora, se ci atteniamo a quello che c'è scritto nel decreto di proroga è un passaggio formale. Se dobbiamo avanzare a proposte alternative inizierà di nuovo una discussione con i ministeri dell'economia e della salute. Ecco, allo stato per essere chiari, assolutamente, allo stato delle cose, il 31 luglio inderogabilmente si chiude la saracinesca. Allo stato delle cose aspettiamo, allo stato delle cose si aspetta la proposta della regione siciliana. Okay. In base a questa poi si ragionerà, ma ripeto, sono certo che il ministro Schillaci o il governo Meloni non interromperanno la continuità assistenziale di un reparto che è un'eccellenza siciliana, direi anche italiana, e che è inserita nel piano Mattei. Io spero vivamente, con tutto il cuore, di ricevere presto. Tutto questo non dipende, mi consente questo però non dipende solo dal Ministero e dal governo Meloni, dipende anche molto dalla regione, molto. Sono trascorsi 9 mesi, 10 mesi, quindi mi sembra... Anche perché ricordiamoci, ricordo parlando insomma con i miei ospiti, che non abbiamo ancora indicazioni, no, sulla futura rete ospedaliera, perché lì poi bisognerà andare di pari passo. Se il governo Meloni è messo nelle condizioni, la continuità assistenziale non verrà tolta, però deve essere messo nelle condizioni di farlo. Allora, dicevo, io so che la CISL in contatto con i genitori, tutto è importante in questo momento, tutto, assolutamente tutto è importante, avrà presto un'iniziativa anche abbastanza forte, però io confido veramente tanto in un messaggio che possa arrivare in questo momento alla Regione perché arrivi una risposta, perché ce n'è bisogno, perché il tempo, il troppo tempo non ce lo possiamo più permettere. I bambini che hanno bisogno ogni giorno per vivere di questo centro non hanno possibilità di aspettare, per cui grazie ospiti gentilissimi e importanti, spero di poter fare una nuova puntata con delle belle notizie e ringrazio ovviamente il lavoro dell'onorevole Ciancitto e grazie al segretario della CISL Alibrandi. Grazie ancora a tutti i nostri telespettatori e buon proseguimento di giornata.
Italia.